106 anni, davanti tutti assieme. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Eccola Teresa Catarina mentre festeggia i 106 anni con i suoi familiari. Teresa è la persona più anziana di Breda di Piave e certamente fra le più longeve del Veneto. Alla sua festa hanno partecipato anche i fratelli novantenni Giuseppe, Lino e Rosetta e a portargli gli auguri di tutta la cittadinanza anche il sindaco Moreno Rossetto. È quando ha compiuto 100 anni che la prima volta che lo sono venuto a trovarla e adesso ne ha 106 e devo dire che la trovo sempre bene ed è una felicità anche per tutti i cittadini di Breda di Piave. Teresa è stata una grande lavoratrice nei campi con la passione per i viaggi. Con il marito Emilio appena potuto ha visitato mezzo mondo, Turchia, Russia, Francia e Brasile, viaggi ed esperienze che in gioventù non avrebbe potuto fare. Ai suoi tempi anche per andare alla sagra del paese doveva andarci accompagnata dal babbo, regole e restrizioni che ricorda ancora. Era miudo e per cosa viene ora insieme? Era lui l'ha detto, perché vuoi sentire cosa che Valtri Ciacoe. Nata a Breda di Piave nel 1914 è quarta di ben 14 fratelli. Teresa Catarina ha sempre mantenuto uno stretto legame con la propria terra, dove ha vissuto da sempre dopo il matrimonio con Emilio Menuzzo, da cui ha avuto 3 figli. 6 nipoti e 8 pronipoti. Teresa è cresciuta nel mezzo di 2 conflitti mondiali e 4 pandemie, senza mai perdere il sorriso e la fiducia verso un mondo migliore. Una donna energica e inguaribile ottimista. Mi prego tanto perché tutti potete venire da mia età e potete godere. Oggi trascorre le giornate leggendo molte riviste e ramendando. Il pigiama le era stretto l'elastico, quindi appena che si è alzata prima di far merenda ha voluto scucire perché mettimi l'elastico più largo. Quanto mi piaci per poi stringerti sul cuore.